Le canzoni di Pierangelo sono praticamente tutte belle, ma forse quelle più significative sono Eppure Soffia, che è stata la prima, quello che l'ha fatto conoscere al pubblico, eppure A Muso Duro, dove c'è tutto il suo programma di vita, tra l'altro. E poi c'è quella finale, io ritengo, l'acme della sua carriera, è Spunta la luna dal monte, questa straordinaria canzone che lui compose insieme a Ita Zenda e che spopolò al Festival di Sanremo. Tra volti di pietra, tra strade di fango, cercando la luna, cercando, danzandoti nella mente, sfiorando tutta la gente, a volte sciogliendosi in pianto, un canto di sponde sicure, ben presto dimenticato, voce dei poveri resti di un sogno mancato. La notte dell'Epifania, tra il 6 e il 7 gennaio 1991, lui mi chiamò, mi convocò, perché era estremamente preoccupato del fatto che gli era arrivata una canzone in dialetto sardo. Avevamo scritto un sacco di canzoni insieme e si fidava molto del mio parere. Allora mi convocò a casa sua, a Sassuolo, e cominciò a farmi sentire questa canzone e poi piano piano gli uscirono delle parole chiedendomi dei pareri e questo suo scrivere delle sensazioni non diede solo vita a una traduzione del brano, che effettivamente non è, ma nuova vita a quella canzone, che diventò una canzone completamente nuova. Disamparados dei Tazenda diventò Spunta la luna dal monte di Pierangelo Bertoli e Tazenda. Quella canzone lì è piaciuta subito a tutti, ma nessuno sa, o in pochi, i sardi lo sanno, che in realtà è una canzone molto di protesta, molto, ed è la esemplificazione di Pierangelo Bertoli, perché è nella poetica di Angelo Bertoli la speranza è sempre il fondo comune, cioè può andare anche tutto male, eppure il vento soffia ancora. Sos disamparados, kirkende, ricattu, kirkende. In meso, sattenti in meso, assistrata di mandende, sa vida si schida prangende. In sos montonarzos, sos disamparados, cioè negli immondezzai stanno i diseredati, gli ultimi, quelli che non hanno più niente. Però anche per loro, se a un certo punto dalla testa bassa che hanno la tirano su e guardano là dove c'è il monte, a un certo punto anche per loro spunta la luna dal monte, c'è la speranza anche per loro. Spunta la luna dal monte, spunta la luna dal monte, spunta la luna dal monte, spunta la luna dal monte. Se accoppi, come nel caso di Spunta la luna dal monte, una voce così particolare come quella di Andrea Parodi a quella all'ottava inferiore di Pierangelo, il pezzo era bellissimo, perché il pezzo allora il successo penso che sia assicurato, insomma. Cuore mio, fonte chiara e pulita, dove anch'io posso bere alla vita, dovunque cada l'alba sulla mia strada, senza catene. Parteciparono al festival ed ebbero un successo eccezionale, unico nella storia del Festival di Sanremo. Lui entrò con la sua carrozzina, da solo, senza essere accompagnato da nessuno, con i Tazenda dietro. Fecero questa straordinaria esibizione, uscirono con la loro carrozzina,
A quell'epoca non si poteva dire niente, nemmeno una parola, gli applausi dovevano essere limitati perché tutte le canzoni dovevano avere lo stesso trattamento. Se non che ci fu una standing ovation, un applauso lunghissimo che non permetteva alla presentatrice, che era Devise Fenech, di introdurre il cantante successivo. Sì, molto imbarazzante parlare sugli applausi. E furono costretti a farli rientrare a prendere un altro applauso. C'era molto entusiasmo. Ricordo che andammo dietro alle quinte e non volevo farci tornare sul palco. Furono i poliziotti che ci spingevano, io veramente ero rimasto lì, ma i Tazenda erano ordinatamente andati dietro. No? Comunque loro erano molto entusiasti, mia moglie in particolare. Arrivavamo in albergo e lei era convintissima, continuava a dire hai vinto tu, no? E io cercavo di calmarla, poi arrivò addirittura l'amministratore delegato alla casa discografica per la quale lavoravo a cercare di calmarla perché lui sapeva che non avrei vinto. Ci sentimmo per telefono un mese dopo e Angelo parlavamo di altro e in un inciso mi disse perché Sanremo l'ho vinto io. Il successo di questa canzone rappresenta la debolezza che diventa forza, è la piccola speranza che si trasforma in una grande luce. Loro sono stati i vincitori morali di quel Festival di Sanremo del 1991, anche se arrivarono soltanto quinti.